tagliolini, gambero rosso e limone. Vieni con me che li facciamo insieme. Burro al limone, brodo di parmigiano. Ne aggiungiamo il nostro burro al limone, padella. Facciamo sciogliere il nostro burro al limone. Aggiungiamo un po' d'acqua al burro e procediamo con il nostro brodo al parmigiano. Nel frattempo puliamo i nostri gamberi rossi e conserviamo le teste. Aggiungiamo un pizzico di sale e un filo d'olio. Nel frattempo ci andiamo a cadere i nostri tagliolini. Nel frattempo che i nostri tagliolini cuociono, le teste di gambero sono diventate estratte. I tagliolini sono pronti. A fiamma spenta aggiungiamo un po' di zest di limone e mi raccomando non troppo, che il burro era già aromatizzato al limone. E ora passiamo all'impiattamento. Inappiamo con la nostra salsa al limone, e sì, così, bella abbondante. Salsa al prezzemolo. Estratto di testa di gambero rosso. E i gamberi rossi che abbiamo pulito prima, con un pizzico di sale e un filo d'olio. Andiamo ad adagiare di sopra. Ecco i nostri tagliolini, gamberi e limone. Ma se sono buoni, mo ce lo dice Lucio. Lucio! Assaggiamoli!